Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda conferenza di quelle organizzate in concomitanza con il sesto meeting sul DNRPR tra Stati Uniti ed Europa che è stato inaugurato domenica. Vi ringrazio di essere presenti e vi saluto a nome dell'università. Poco fa è comparso anche il sindaco di Udine che ha pregato di portare i vostri saluti, è impegnato con una riunione, altrettanto chiede di fare il rettore, di salutarvi e vi saluto anche, oltre che voi, le autorità presenti, le autorità militari in particolare che ci hanno seguito in questi ultimi incontri. Ieri i presenti hanno avuto modo di sentire un intervento molto interessante che riguardava l'inquinamento ambientale e la salute umana della professoressa Dogliotti e credo che i presenti non si saranno dimenticati di certo una diapositiva in cui ci è stato mostrato come la salute si trovi all'intersezione di tre componenti che possono influenzarla: l'ambiente, le scelte di vita e i geni. Bene. Ieri abbiamo in particolare parlato di come l'ambiente influenza la salute e quindi abbiamo discusso del problema dell'inquinamento ambientale. Oggi prendiamo in considerazione un'altra di questi componenti che sono i geni. Effettivamente i geni, come ci è stato detto, hanno una grande importanza per la nostra salute e anche in particolare per quel che riguarda le patologie come il cancro. Alcuni geni sono collegati in modo diretto a certe patologie del genere. Tutti avrete sentito parlare, suppongo, di questo gene che va sotto il nome di BRCA1, il Breast Cancer Susceptibility Gene 1. Forse ne avete sentito parlare perché se ne è parlato molto a causa della Angelina Jolie e di come ha fatto una mastectomia volontaria sapendo di essere portatrice di una mutazione che aumenta di molto le probabilità di ammalarsi di tumore al seno. E quello che, a parte la storia degna dei rotocalchi, quello che mi ha colpito di questa storia è la dichiarazione che avrebbe fatto questa attrice per giustificare la sua scelta. Ha detto qualcosa del tipo: la conoscenza è potere. Quindi casomai abbiamo argomento di discussione per più tardi con questo genere di dichiarazioni. Bene, questi geni rappresentano senza dubbio dei talloni di Achille delle cellule, specialmente quelli che riguardano la riparazione del DNA. Ma anche i geni delle cellule cancerose sono a loro volta vulnerabili ai trattamenti con i farmaci chemioterapici, salvo che ci sono cellule che riescono a svicolare, a sfuggire a questi farmaci chemioterapici, oppure a subire meno l'impatto di questi farmaci mediante dei meccanismi che sono oggetto di studio attualmente. E in effetti il professore Alessandro Vendigni si occupa proprio dei meccanismi che consentono alle cellule cancerose di controbilanciare gli effetti di questi farmaci chemioterapici. Questo è l'argomento su cui ha concentrato la sua attenzione negli ultimi tempi, durante la sua attività di ricerca che si svolge attualmente negli Stati Uniti. In effetti però abbiamo scoperto poc'anzi che questa attività che lo ha portato infine negli Stati Uniti, nel Missouri, a St. Louis, è un'attività che è iniziata ad Udine, perché il professor Vendigni è nativo di Udine, ha studiato a Udine, ha fatto le scuole superiori ad Udine. Non so se c'è qualche studente del Copernico tra quelli che sono stati coinvolti in questa attività. Ecco, ha studiato nella vostra stessa scuola qualche anno fa, dopodiché si è laureato a Padova in chimica e ha anche preso il dottorato a Padova. E successivamente ha lavorato alla Washington University School of Medicine a St. Louis e anche all'ICGEB di Trieste. Naturalmente la sua produzione scientifica è
a dir poco impressionante, molte pubblicazioni sulle riviste più prestigiose, e quindi stasera ci parlerà di questa attività scientifica e ci racconterà la storia di questa battaglia che è in corso fra i ricercatori e queste cellule cancerose, i primi che studiano farmaci, le seconde che cercano di scappare a questi farmaci e i primi che scoprono i meccanismi attraverso i quali queste cellule riescono a sfuggire ai farmaci e ne inventano di nuovi. Insomma, una vera e propria guerra. Siccome è l'unico tipo di guerra di cui abbiamo piacere di parlare, sono lieto di introdurre il professor Vindigni e di introdurre la sua relazione che si intitola Nuove strategie per lo sviluppo di farmaci chemioterapeutici. Prego. Beh, anzitutto grazie per la presentazione, mi fa molto piacere essere qui perché, come detto, sono nativo di Udine, quindi è un particolare piacere anche tornare nella mia città natale a presentare alcuni dei lavori che stiamo facendo. E vorrei fare questa presentazione nella maniera più informale possibile, per cui anche se avete domande durante il corso della mia presentazione sentitevi liberi di interrompermi e magari di chiedere, così magari alla fin fine questo anche giova alla chiarezza del messaggio che vorrei darvi. Volevo iniziare la mia presentazione in caratteri molto generali, giusto per essere sicuri che siamo almeno tutti allo stesso livello, prima di iniziare appunto a descrivere in maniera più dettagliata gli studi che facciamo nel nostro laboratorio. E quindi anzitutto inizierei dicendovi, come penso sapete tutti, che nel 2001 è stato sequenziato per la prima volta il nostro genoma, il genoma umano. Questo progetto è un progetto che ha richiesto più di 10 anni e che ha coinvolto laboratori in tutto il mondo e ha portato appunto a una scoperta che alla fin fine poi ha rivoluzionato tutta la ricerca che ne è seguita, sia nel campo, diciamo, della biologia che nel campo della medicina. Quindi l'aver sequenziato il nostro genoma che cosa significa? Significa che adesso noi conosciamo l'esatta sequenza delle basi o dei nucleotidi che compongono la doppia elica del nostro DNA. Come forse alcuni di voi sanno, ci sono 4 nucleotidi che compongono la doppia elica del DNA, si chiamano la timina, la guanina, la citosina e l'adenina, e questi 4 nucleotidi si alternano in questa struttura che appunto è la doppia elica del DNA, che è schematizzata in questa diapositiva. E la cosa che forse non è nota a tutti voi è che il nostro genoma è costituito da circa 3,2 miliardi di nucleotidi. Quindi in ciascuno genoma ci sono appunto 3,2 miliardi di basi. Ora, che cosa vuol dire questo per, diciamo, darvi un'idea ancora più precisa della dimensione del genoma? Vuol dire che se noi immaginassimo di estendere il nostro genoma in un unico filo, il genoma contenuto in ciascuna delle nostre cellule, avremo un filo che è lungo circa 2 metri. Quindi voi dovete immaginare che ci sono 2 metri di DNA in ciascuna delle vostre cellule che vengono compattati all'interno del nucleo della cellula, che ha un diametro di circa 10 micrometri. Quindi se pensate 2 metri, io non so, io sono alto 1,80, quindi cioè 2 metri di DNA vuol dire 20 centimetri più di me, e questa è la lunghezza del DNA che sta all'interno di una delle mie cellule. In ciascuno di noi ci sono circa 5 per 10 alla 12 cellule. 5 per 10 alla 12 cellule vuol dire 10 alla 13 metri di DNA. Ora, 10 alla 13 metri di DNA in ciascuno di voi, se voi di nuovo pensaste di estendere questo filamento, corrispondono a 100 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Quindi ciascuno di voi ha una quantità di DNA che, se fosse esteso in un singolo filamento, è pari a 100 volte la distanza tra la Terra e il Sole, che, se pensate, è una cosa incredibile. E come facciamo, com'è possibile compattare, diciamo, un filamento che è così lungo all'interno, diciamo, di una nostra cellula? Perché il nostro organismo ha diciamo, sviluppato un sistema così sofisticato per avvolgere il DNA attorno a delle palline, diciamo, che sono appunto i nucleosomi,
che poi fanno sì che da 2 metri di DNA si riduca appunto a un diametro di circa 2 micrometri, una cosa, cioè 10 micrometri, e 10 micrometri è qualcosa che è visibile solo attraverso un microscopio, cioè ovviamente non è qualcosa visibile ad occhio nudo. Questo è il primo concetto importante che vorrei darvi, giusto per darvi un'idea della quantità di DNA che ciascuno di voi contiene. La cosa più straordinaria oltre a questo è che questo DNA si duplica costantemente, perché le nostre cellule si replicano, e quindi all'interno del nostro organismo noi dobbiamo avere un sistema che permette a questo DNA di duplicarsi in maniera costante per far sì appunto che poi avvenga la duplicazione cellulare. E questo sistema di duplicazione si chiama appunto la replicazione del DNA. E durante il processo replicativo si forma questa struttura che per il resto del mio intervento chiamerò la forca replicativa, perché è una struttura a forca, una struttura anche a Y. E l'altro concetto importante che vorrei che sia chiaro è che la replicazione ovviamente deve avvenire in tempi brevi, perché noi abbiamo diciamo 10 alla 13 metri di DNA che devono essere duplicati nel giro di poche ore, perché non ci dobbiamo mettere 100 anni a duplicare ovviamente una nostra cellula. E per duplicare questo DNA nel giro di poche ore abbiamo un sistema, diciamo, sofisticatissimo che ci permette di duplicare il DNA a una velocità di circa 1000-2000 basi al minuto. Il sistema replicativo è stato studiato per gli ultimi 20 anni e questa diapositiva vi mostra solo alcune delle proteine che lo coinvolgono. Ed è un sistema in realtà straordinario e anche affascinante da studiare, perché, ripeto, procede a una velocità elevatissima e anche con un'accuratezza elevatissima, perché ovviamente il DNA deve essere duplicato con estrema precisione, perché noi vogliamo passare dalla cellula madre alla cellula figlio senza alterare possibilmente il nostro codice genetico. E questo appunto è possibile grazie al complesso replicativo. Questo, diciamo, è un altro importante concetto che vorrei che teneste presente appunto per le diapositive successive. A questo punto vorrei introdurre il concetto di che cos'è una cellula, diciamo, tumorale. Una cellula tumorale, per rimanere sempre in termini semplici, è una cellula che si replica a una velocità ancora maggiore. Quindi è una cellula dove il sistema di replicazione funziona a una velocità incontrollata, quindi ancora più velocemente che nelle cellule normali. E come voi poi sapete, i tumori si dividono anche in tumori benigni e tumori maligni. Il tumore benigno normalmente rimane localizzato, mentre il tumore maligno ovviamente si può anche diffondere nei tessuti circostanti. Ma il concetto di base che vorrei fosse chiaro appunto è che una delle caratteristiche primarie della cellula tumorale è la capacità di crescere in maniera incontrollata. Quindi ha un processo replicativo che appunto avviene a una velocità più elevata rispetto a una cellula normale. Okay? Quando questo era stato scoperto già di più di 30 anni fa, la prima idea che è venuta, diciamo, a diversi laboratori su come eventualmente attaccare la cellula tumorale è stata ovviamente, cerchiamo di bloccarne la replicazione, perché questa è la caratteristica in un certo senso che la distingue, cioè la capacità di duplicarsi a velocità elevatissima. E quindi negli ultimi 30 anni sono stati sviluppati una miriade di composti appunto atti a inibire il processo di replicazione. E questa diapositiva è una diapositiva che in realtà ho preso da un mio collega che lavora al National Cancer Institute a Washington e che riassume alcune delle molecole che sono ad oggi disponibili appunto per inibire il processo di replicazione. E molte di queste molecole vengono infatti adesso utilizzate anche nella clinica per il trattamento dei tumori. Queste molecole inibiscono la replicazione in diversi modi. Ce n'è alcune, come per esempio il cisplatin, che è un composto a base di platino, che crea un danno a livello del DNA e che quindi fondamentalmente crea una barriera che fa sì che la forca replicativa poi non possa procedere. È come se creasse un ostacolo che blocca il processo di replicazione della doppia elica. Ci sono altre molecole che invece funzionano inibendo direttamente alcune delle proteine che vi mostravo precedentemente e che quindi bloccano alcuni dei fattori
che servono alla replicazione per duplicare la doppia elica del DNA. E quando appunto queste molecole sono state scoperte, ovviamente sono state inizialmente utilizzate in modelli cellulari e poi in modelli animali, e quello che si è visto però è che, benché diciamo dagli studi in vitro sembrava appunto funzionassero bene nel bloccare la replicazione, poi in realtà quando sono stati fatti gli esperimenti in cellule diciamo in vivo, quindi in cellule in cultura, è stato visto che per bloccare la replicazione era necessario utilizzare una quantità elevatissima di queste molecole. E questo era una specie di mistero che è rimasto insoluto per diversi anni. L'idea di base fondamentalmente è schematizzata da questo filmato che adesso volevo mostrarvi. Cioè questo è un esempio dove supponiamo di avere qui una barriera o una lesione che in teoria dovrebbe bloccare il processo di replicazione. E se c'è qualcosa di non chiaro, per favore di nuovo interrompetemi e potete tranquillamente chiedere. Allora, se noi abbiamo una barriera che blocca, questa è la forca replicativa, in questo caso ho schematizzato diciamo, il disegno della doppia elica, quindi i due filamenti rossi corrispondono alla doppia elica del DNA e questa appunto è la forca replicativa che vi ho fatto vedere in precedenza, ok? E il filamento blu, i due filamenti blu corrispondono al DNA che è stato recentemente sintetizzato, ok? Giusto per essere sicuri che sia chiaro. E quindi se noi blocchiamo la replicazione mettendo una barriera davanti alla forca replicativa, la speranza iniziale era che appunto, vediamo se riesco a far partire questo, la forca replicativa a un certo punto procede e poi va a sbattere contro questo ostacolo e si rompe. E questa diciamo era l'idea originaria, che se appunto noi mettiamo un ostacolo, la replicazione procede, va a sbattere contro questo ostacolo ed eventualmente si rompe. Quello che però poi abbiamo scoperto nel nostro laboratorio e anche in altri laboratori, negli ultimi in realtà, come vedete queste sono le pubblicazioni che si riferiscono a ciò di cui vi sto per parlare, negli ultimi 3 o 4 anni, è che alla fine in realtà la replicazione è un macchinario più intelligente di quello che pensavamo inizialmente. Cioè mi spiego cosa voglio dire. In quest'idea vede la replicazione come una macchina che procede ad altissima velocità, che però funziona senza freni. Per cui se c'è un ostacolo davanti, semplicemente ci va a sbattere, come appunto ho fatto vedere qui, ed eventualmente si rompe. Quello che noi abbiamo visto in realtà è che la replicazione è più intelligente di quello che pensiamo ed è una macchina che in realtà i freni li ha. E non solo ha dei freni, ma anche dei sensori, come le macchine più sofisticate che vendono adesso, che permettono di vedere se c'è un ostacolo davanti alla forca replicativa. E se c'è un ostacolo davanti alla forca replicativa, anziché semplicemente andare avanti alla cieca e andarci a sbattere, ha modo di fermarsi e anche di tornare indietro. E questo in realtà lo può fare in maniera abbastanza semplice, mediante questo meccanismo che in inglese chiamiamo fork reversal e che in italiano potremmo tradurre come inversione di marcia della forca replicativa. E quindi il meccanismo di fork reversal in che cosa consiste? Consiste in uno scenario in cui appunto in questo caso, se noi abbiamo una barriera, che qui è mostrata appunto da questo buco, se volete, nel DNA, la forca replicativa in qualche modo sente la presenza di questo ostacolo e cambia direzione. E per cambiare direzione in realtà questo lo può fare in maniera molto semplice, perché i due filamenti blu di cui ho parlato inizialmente sono i due filamenti recentemente sintetizzati che hanno delle sequenze di DNA complementari, quindi si possono appaiare fra di loro per formare questa struttura che appunto chiamiamo reverse fork. La formazione di questa struttura permette di nuovo alla forca replicativa di fermarsi e di aumentare la distanza tra la forca stessa e la lesione che si trova davanti alla forca. In questo modo, questo meccanismo dà modo alla lesione di essere eventualmente rimossa e la replicazione riparte solamente nel momento in cui la lesione è stata rimossa. In altre parole, questo è come un meccanismo di salvaguardia della forca replicativa che fa sì che ogni volta che noi cerchiamo di bloccarla mettendoci un ostacolo,
abbia modo di fermarsi, di dire: è il momento, c'è un ostacolo davanti, è meglio tornare indietro, quindi fare retromarcia, e poi aspettare che questo ostacolo sia rimosso, appena è rimosso riparte. E ovviamente se questo meccanismo funziona, vuol dire che tutti i composti di cui vi ho detto hanno un'efficacia molto limitata, perché ovviamente le nostre cellule hanno un modo per rispondere a questo tipo di ostacoli. È chiaro? Ora, l'altra cosa che vorrei che sia chiara è che noi abbiamo scoperto questo non perché siamo più intelligenti di altri scienziati che lavoravano 20 anni fa, ma semplicemente perché adesso ci sono delle tecniche che permettono di vedere l'esatta struttura della forca di replicazione con una risoluzione che 20 anni fa non era possibile. Uno di questi strumenti è il microscopio elettronico, che è uno degli strumenti appunto che usiamo nel nostro laboratorio, che è questo strumento qui. E il microscopio elettronico fondamentalmente ci permette di vedere all'interno della cellula l'esatta struttura della forca replicativa del DNA. E fondamentalmente, utilizzando il microscopio elettronico, siamo stati in grado appunto di vedere che se prendiamo per esempio delle cellule tumorali e le trattiamo con un composto che blocca appunto la replicazione, la maggior parte delle forche replicative, anziché avere la classica struttura forca o a Y che appunto vi ho descritto precedentemente, acquisisce questo braccio aggiuntivo che appunto è la reversed arm, quindi la forca invertita. E spero che questo sia abbastanza chiaro anche da questa immagine. Quindi di nuovo una forca replicativa classica avrebbe una struttura Y, ma vedete che in questo caso c'è la formazione di questo braccio aggiuntivo che appunto è la forca, la reverse fork. E quindi questo ovviamente può essere quantificato guardando tutte le forche replicative all'interno di una cellula tumorale. Così si è visto che se per esempio trattiamo le cellule con topotecano, camtotessina o temozolamide, che sono tutti agenti che fra l'altro vengono anche usati nella clinica, alla fin fine le cellule tumorali cominciano ad accumulare queste strutture come forma di difesa per fermare il processo replicativo e metterlo, diciamo, in una posizione di parcheggio finché a un certo punto la lesione non è stata rimossa, così che poi, quando la lesione è stata rimossa, la forca può ripartire senza collidere con il danno. Dopo aver fatto questa scoperta, vi sto parlando appunto di scoperte che sono state fatte, come avete visto, praticamente 4-5 anni fa. Successivamente a questa scoperta, ovviamente l'idea che è venuta a diversi gruppi è: bene, siccome adesso sappiamo che in realtà la replicazione è più intelligente di quello che pensavamo e ha un modo per fermarsi e tornare indietro, se noi troviamo un modo di bloccare questo meccanismo, possiamo far sì che succeda ciò che inizialmente tutti speravano, e cioè che la replicazione veramente funzioni come una macchina senza freni e vada a sbattere sugli ostacoli che noi eventualmente introduciamo nella cellula tumorale. E quindi tutta la ricerca successiva del mio gruppo, ma anche appunto di altri gruppi, è stata volta appunto a capire quali siano le proteine o comunque i fattori che controllano questo meccanismo, diciamo, di arresto delle forche. E ovviamente adesso non entro in tutti, diciamo, i dettagli degli esperimenti che abbiamo fatto per studiare questo meccanismo, ma vi mostro semplicemente una diapositiva per dirvi che appunto abbiamo iniziato a scoprire quali siano alcuni di questi fattori. Uno di questi appunto è una proteina che si chiama RQ1 e un'altra è una proteina che si chiama PARP. E non è necessario di nuovo entrare nei dettagli di cosa facciano esattamente queste proteine, ma il concetto fondamentale è che appunto queste proteine servono a questo meccanismo di arresto delle forche e di, diciamo, retromarcia delle forche replicative. A questo punto ovviamente, una volta che abbiamo scoperto queste proteine, lo stadio successivo è stato quello di bloccare l'azione di queste proteine per vedere che se effettivamente noi sopprimiamo questo meccanismo di inversione di marcia, possiamo indurre le forche replicative, diciamo, a collidere con queste lesioni che introduciamo e quindi a rompersi. Ed effettivamente poi abbiamo dimostrato che è così, e attualmente vorrei anche far notare per esempio che gli inibitori di questa proteina PARP sono in trial clinico in diversi istituti, perché appunto funzionano in maniera efficace nel bloccare questo meccanismo di salvaguardia delle forche replicative. Ok?
Adesso vorrei introdurvi un altro concetto importante prima di farvi vedere perché bloccare questo meccanismo è particolarmente importante per tumori che appunto hanno mutazioni a livello dei geni di BRCA1 o BRCA2 che appunto sono stati menzionati nell'introduzione. Dopo aver sequenziato il genoma umano, lo stadio successivo che è stato fatto in diverse università, inclusa la nostra università, è di iniziare a sequenziare i genomi di pazienti. Quindi a questo punto ci sono diverse banche dati che sono accessibili a tutti, come il Cancer Genome Atlas, dove sono depositate le sequenze del genoma di pazienti affetti da diverse tipologie di tumore. Questo perché è importante? Perché una volta che noi abbiamo questa informazione possiamo vedere se questi pazienti hanno delle mutazioni ricorrenti a livello di certe proteine. E in particolare i tumori che sono stati sequenziati in maniera più estesa sono quelli elencati in questa diapositiva. Quindi adesso abbiamo sicuramente un grande database, una grande banca dati per i tumori al seno, i tumori anche alle ovaie, al polmone e così via. E di nuovo questi database cosa hanno evidenziato? Che per esempio nel caso del tumore per esempio al seno e il tumore alle ovaie, spesso ci sono delle mutazioni a livello di queste proteine che si chiamano BRCA1 e BRCA2. E questa è stata la ragione appunto che ha indotto Angelina Jolie poi appunto a fare la sua chirurgia. Allora, il fatto che ci siano delle mutazioni a livello di BRCA1 e BRCA2, che cosa vuol dire? Cioè, prima di tutto, perché ci sono pazienti con mutazioni a livello di BRCA1 e BRCA2 e perché una mutazione a livello di BRCA1 e BRCA2 aumenta il rischio dello sviluppo di un certo tipo di tumore? Perché BRCA1 e BRCA2 sono due proteine essenziali alla riparazione ai danni a livello del DNA. Ora, se queste proteine sono mutate, questi danni a livello del DNA non possono essere riparati in maniera appropriata. Per cui un paziente che ha questo tipo di mutazione ha più probabilità di inserire di alterare il proprio codice genetico, perché ovviamente in questo caso questi danni non possono essere riparati in maniera corretta. Ok? E quindi questo fa sì che appunto in questo caso una mutazione a livello di BRCA1 o BRCA2 possa dare una maggiore propensione a sviluppare un certo tipo di tumore. D'altro canto però una mutazione a livello di BRCA1 o BRCA2 può anche costituire un vantaggio e questo è quello che appunto cerco di illustrarvi in questa diapositiva. Allora, questa è di nuovo la nostra forca replicativa che spero adesso sia familiare a tutti voi. E quindi noi sappiamo che adesso abbiamo delle molecole per bloccare il meccanismo di arresto delle forche, questo meccanismo che appunto ho definito come fork reversal. Se quindi noi blocchiamo il meccanismo di arresto delle forche e allo stesso tempo introduciamo un danno a livello del DNA, sappiamo che la forca è come una macchina, di nuovo, che procede a velocità incontrollata, che a un certo punto va a collidere contro questo danno e si rompe. Se si rompe, questo però non rappresenta un evento terminale per la cellula, perché la cellula ha le proteine BRCA1 e BRCA2, una cellula normale, per riparare questo danno. E quindi anche se noi induciamo una rottura a livello della forca replicativa, in realtà le nostre cellule hanno un sistema di salvataggio che permette alla forca di essere riparata nuovamente. Se però le proteine BRCA1 e BRCA2 mancano o sono mutate, a questo punto questo danno non può più essere riparato e quindi a questo punto sì, ci troviamo in una situazione in cui si forma un danno che non è più riparabile e questo effettivamente induce la morte cellulare. Perché vi dico questo? Perché quindi ciò vuol dire che se c'è un paziente che ha mutazioni a livello di BRCA1 e BRCA2, questo paziente non può riparare questo tipo di danni, giusto? E se quindi noi trattiamo questo paziente con un inibitore del processo di arresto della forca, in combinazione con un agente che induce un danno a livello del DNA, ci troveremo in una situazione in cui c'è un accumulo di danni a livello della forca replicativa che non possono essere riparati. È chiaro? Sì?
Allora, il concetto che forse a questo punto, non so se potrebbe sorgere spontanea una domanda, ma la domanda diciamo più spontanea è: ma perché se noi usiamo questa appunto strategia riusciamo a selettivamente sopprimere la cellula tumorale ma non la cellula normale di questo paziente? Perché in teoria, diciamo, se una persona ha una mutazione a livello di BRCA1 o BRCA2, tutte le sue cellule sono mutate a livello di BRCA1 o BRCA2. La ragione per cui questo trattamento è specifico per la cellula tumorale è che voi avete adesso probabilmente non so se conoscete il concetto di eterozigosità. Allora, la maggior parte delle nostre, cioè le nostre cellule hanno 2 copie del nostro DNA e quindi le cellule normali dei pazienti, per esempio, che hanno mutazioni a livello di BRCA1 e BRCA2, hanno una copia di BRCA1 corretta, del gene di BRCA1 o di BRCA2 corretta, e una copia mutata. Queste sono le cellule normali. Le cellule tumorali dello stesso paziente hanno entrambe le copie del gene BRCA1 o BRCA2 mutate. Ok? Quindi questo è un concetto importante, cioè vuol dire che la cellula normale di questo paziente ha una copia del gene di BRCA1 o del gene di BRCA2 corretta, che vuol dire che ancora può esprimere la proteina BRCA1 o la proteina BRCA2. La cellula tumorale no, perché manca di entrambe le copie del gene di BRCA1 o di BRCA2. Se quindi noi torniamo indietro a questo meccanismo, ciò vuol dire che la cellula normale di questo paziente, anche se noi induciamo un danno a livello del DNA, ha modo di riparare questo danno perché ancora esprime le proteine BRCA1 e BRCA2. Ma la cellula tumorale no, perché appunto manca di entrambe le copie di queste proteine. È chiaro? Ok. E quindi questo è il concetto che appunto adesso viene definito in inglese synthetic lethality, dove usiamo diciamo un trattamento con diverse molecole per raggiungere appunto l'obiettivo prefissato. E questo di nuovo è schematizzato da questa diapositiva, dove fondamentalmente se noi induciamo quindi un danno a livello del DNA, le cellule normali dei pazienti con mutazioni a livello di BRCA1 o BRCA2 appunto attivano un meccanismo di riparo di questo danno che si chiama ricombinazione omologa, che permette alle cellule di sopravvivere. Ma le cellule del paziente, siccome mancano di entrambe le copie di BRCA1 o BRCA2, non sono in grado di riparare questo danno e quindi non sono in grado di sopravvivere. Abbastanza chiaro? Benissimo. Allora, voi pensate, beh, innanzitutto questo aspetto che vi sto descrivendo ovviamente funziona nel caso di cellule tumorali che hanno mutazioni a livello di quelle proteine di BRCA1 o BRCA2 e a livello anche in realtà di altre proteine connesse con questo meccanismo di riparazione che si chiama ricombinazione omologa, che non vi descrivo per non rendere anche diciamo, questo intervento troppo complesso. In realtà però diciamo, questa è solo la prima parte del problema. Negli Stati Uniti funziona, come voi sapete, forse anche qui, che per studiare diversi problemi bisogna essere sovvenzionati da diverse agenzie. Quindi questa prima parte diciamo, è sovvenzionata dal National Institute of Health e dopo però c'è una parte diciamo, successiva del problema che in realtà in questo caso è sovvenzionata da un lavoro che sto facendo col Ministero della Difesa negli Stati Uniti. E il problema è che in realtà c'è anche diciamo, uno stadio successivo, perché questi trattamenti che vi ho descritto funzionano, però se noi trattiamo le cellule a lungo termine con questi agenti, a un certo punto diventano chemoresistenti. E cioè, cosa vuol dire? In teoria questo sistema dovrebbe funzionare in maniera efficace a sopprimere la cellula tumorale, e abbiamo visto che questo effettivamente è vero, però se noi ripetiamo diciamo, il trattamento, per esempio in modelli animali, in tempi prolungati, a un certo punto vediamo che si sviluppa una resistenza a questo tipo di trattamenti. E quindi lo stadio successivo è stato di capire, che stiamo cercando di sviluppare, come è possibile che a un certo punto queste cellule diventino resistenti a questa strategia che appunto abbiamo disegnato. E
E appunto questo si chiama the chemoresistance problem, cioè com'è possibile che le cellule diventino resistenti. E una delle ragioni è che anzitutto queste proteine BRCA che vi ho descritto pochi minuti fa sono importanti per il riparo appunto dei danni a livello del DNA, mediante questo meccanismo di ricombinazione omologa. Ma ciò che è stato scoperto 2 anni fa è che in realtà queste proteine BRCA sono anche importanti per mantenere la stabilità della forca replicativa. E adesso vi spiego cosa intendo con questo. Cioè quando la replicazione si arresta, perché trattiamo per esempio la cellula tumorale con un farmaco per esempio che appunto come per esempio una molecola a base di platino che blocca appunto il processo di replicazione, la forca quando si arresta, prima di tornare indietro, deve essere anche protetta. E la ragione per cui deve essere protetta è perché all'interno del nucleo delle nostre cellule abbiamo diversi enzimi che si chiamano le nucleasi. E le nucleasi, il compito fondamentale delle nucleasi è di degradare il DNA che non serve. Okay? Questa è la funzione di base, cioè ci sono queste nucleasi che ogni volta che incontrano frammenti di DNA lo degradano. Il problema è che quando noi arrestiamo, diciamo, la forca replicativa diventa un perfetto substrato per la nucleasi, che se lo vedono lì che aspetta, diciamo, più del necessario, cominciano a degradarlo. Allora, ciò che è stato visto è che le proteine BRCA, di cui abbiamo parlato poco fa, sono anche importanti nel proteggere la forca replicativa e far sì che non venga degradata. Allora cosa succede? Nel momento in cui non ci sono o sono mutate, la forca replicativa appunto si degrada e quindi comincia a perdere nucleotidi perché viene attaccata da questi enzimi, uno dei quali si chiama MR11, che comincia a mangiare, diciamo, tutto il filamento di DNA recentemente sintetizzato, degradando appunto la forca replicativa. E questo si ritiene sia anche una delle ragioni per cui appunto cellule tumorali che mancano di BRCA1 e BRCA2 sono particolarmente sensibili al trattamento con questi agenti che arrestano la replicazione. Quello che è stato visto sia in diversi gruppi, incluso il nostro laboratorio, è che lo sviluppo della chemoresistenza è associato all'abilità di queste cellule di recuperare la capacità di proteggere le forche dalla degradazione. Cioè è come se a un certo punto le nucleasi nuovamente non fossero più in grado di agire sulla forca che è stata bloccata mediante, diciamo, questo agente che in questo caso è simboleggiato da questa stella. Ma queste cellule mantengono, diciamo, ancora non hanno BRCA1 e BRCA2 e quindi da qui è nato il nuovo, diciamo, mistero da studiare. Come fanno queste cellule che non hanno più BRCA1 e BRCA2 a recuperare la capacità di stabilizzare la forca replicativa, quindi a prevenire le nucleasi, l'azione delle nucleasi, pur mancando di BRCA1 o BRCA2. È chiaro anche questo? Come abbiamo capito questo fenomeno? La maniera per studiare questo processo di degradazione è stata sviluppata inizialmente da un francese a Parigi, Aaron Ben-Simon, e adesso viene usata da diversi laboratori per studiare appunto la replicazione in vivo nella cellula in tempo reale. E quello che facciamo è crescere le cellule in presenza di marcatori che vengono incorporati nel filamento del DNA. Dopodiché noi possiamo visualizzare il processo replicativo mediante dei microscopi a fluorescenza. Però vi ho detto che il DNA si trova all'interno del nucleo, che quindi è altamente compattato. Però siamo in grado di stenderlo in diverse fibre, depositando il DNA su un apposito vetrino che poi viene fondamentalmente inclinato e che comincia quindi a distribuirsi sul vetro per gravità, formando tutta una serie di fibre. E per questa ragione, questa tecnica, l'inventore appunto Aaron Ben-Simon, inizialmente l'aveva chiamata DNA combing. Per combing vuol dire pettinare, perché era una tecnica appunto per pettinare il DNA. E in questo modo, al microscopio a fluorescenza, poi noi possiamo vedere tutte queste strutture che sono singoli eventi di replicazione che avvengono all'interno della nostra cellula e che possiamo marcare con i colori che vogliamo. In questo caso vi ho fatto un esempio dove marchiamo l'evento di replicazione con il rosso e il verde. Quindi queste
questi tratti che vedete corrispondono a diversi eventi di replicazione che avvengono all'interno della nostra cellula, ok? E ovviamente ce ne sono centinaia e centinaia che avvengono allo stesso tempo. Dopodiché possiamo vedere cosa succede nel momento in cui noi introduciamo la famosa barriera che blocca il processo replicativo di cui abbiamo parlato prima. E l'idea è che se noi introduciamo in questo caso una barriera, che qui è simbolizzata da questo termine HU, che sta per idrossiurea, che è una delle molecole che usiamo per arrestare la replicazione, dobbiamo immaginarci che in questo caso la replicazione si blocca dopo aver incorporato il segnale verde, ok? Quindi la replicazione ha incorporato il segnale rosso, seguita dal segnale verde, e viene bloccata. Se a questo punto ci sono delle nucleasi che degradano la forca che si è bloccata, vedremo una progressiva scomparsa del segnale verde, perché le nucleasi cominciano a mangiarlo, giusto? E quindi quello che vediamo è che appunto il segnale verde, questo è nelle situazioni diciamo in cui non usiamo il composto HU, se usiamo il composto HU vediamo che il segnale verde progressivamente scompare, ok? Così siamo riusciti a capire che nel momento in cui noi arrestiamo le forche, se mancano le proteine BRCA1 e BRCA2, queste vengono degradate. Dopodiché, nello stadio successivo cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a diciamo, eliminare dalle cellule umane via via tutte le nucleasi che sospettavamo potessero essere coinvolte in questo processo di degradazione. Okay? E quindi mediante tecniche di biologia molecolare abbiamo sistematicamente eliminato tutte le nucleasi diciamo note per capire quali fossero effettivamente coinvolte in questo processo di degradazione. E così abbiamo scoperto che oltre a MR11 ci sono delle altre proteine che si chiamano EXO1 e CTIP che appunto contribuiscono a questo processo di degradazione. E questo perché è importante? Perché questo ci ha permesso in un certo senso di avere un'idea prima di tutto di che cosa succede nelle cellule che mancano di BRCA1 e BRCA2 quando le forche vengono degradate. Ma questo anche perché è importante? Perché adesso ci ha dato un'idea su come forse si sviluppa diciamo, il processo di chemoresistenza. E mi spiego attraverso questa diapositiva, cioè in condizioni normali abbiamo BRCA1 e BRCA2 che proteggono le forche dalla degradazione. Se BRCA1 o BRCA2 sono assenti, le forche vengono degradate. Quando le cellule sviluppano chemoresistenza, questa degradazione scompare. Quello che quindi adesso stiamo testando è che magari questa degradazione scompare perché queste cellule perdono la capacità di legare queste nucleasi alle forche o magari hanno un'espressione ridotta di queste nucleasi che vi ho descritto precedentemente. Cioè adesso quindi attraverso questo studio abbiamo almeno un'idea delle proteine che possiamo studiare per vedere se sono associate allo sviluppo del processo di chemoresistenza. È chiaro? E quindi di nuovo l'idea è che siccome noi adesso sappiamo quali sono le proteine coinvolte in questo processo di degradazione, possiamo studiare come magari queste proteine sono diciamo, attirate sulla forca replicativa e magari il processo di chemoresistenza è proprio dovuto alla scomparsa di questo processo che serve a far sì che le nucleasi riescano a legarsi alla forca replicativa. Oppure è associato appunto a una mancata di espressione di queste proteine. E quindi quello che stiamo facendo adesso è di screenare per esempio il database di pazienti che è disponibile nell'università dove lavoro per vedere se magari i pazienti che hanno sviluppato chemoresistenza lo hanno fatto magari perché perdono l'espressione di alcune di queste proteine oppure perdono la capacità di nuovo di legare queste proteine alle forche stallate. Chiaro? Questi sono in realtà i due concetti che volevo illustrarvi, niente di più. Spero che, diciamo, di essere stato chiaro. Il mio gruppo, come appunto è stato detto nell'introduzione, si trova nel Missouri, alla St. Louis University, ed è composto da una serie di ragazzi, diciamo, abbastanza giovani, di diversa età, e ovviamente se avete domande, più che volentieri. Grazie.